quindi se riusciamo a contenere le domande a lui poi resta a nostra disposizione gli assessori Lanzarin e il Portasino. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Un saluto a tutti coloro che sono collegati anche in diretta e direi di da subito inizio, poi lascio la parola agli assessori per altre comunicazioni. Il totale di tamponi sono 350.000, ne abbiamo fatti 12.362 in più rispetto a ieri. Persone in isolamento sono 7.471 e sono esattamente 190 in meno rispetto a ieri. 7.471, 190 in meno. Numero di positivi 17.960, sono esattamente 135 in più rispetto a ieri. Ripeto che il tema dei positivi è un tema che in particolar modo in questo momento riguarda le case di riposo, quindi riguarda dei focolai, ma non è un dato rappresentativo di una popolazione da valutare statisticamente. Ricoverati 1126, ci stiamo avvicinando, se osservate, la soglia del migliaio, in ribasso, meno 30. Le terapie intensive restano invariate, comunque sono 114. I dimessi sono 2.607, sono 108 in più. Quindi i ricoverati calavano di 30 unità, i dimessi aumentano di 108, già questo è un dato che la dice con chiarezza rispetto alla direzione che abbiamo preso. I morti sono 1.141 e poi in totale fuori dagli ospedali sono 1.459. I nati 93. Vi do alcune considerazioni, anzi prima vi do 2 o 3 informazioni che è giusto che io dia. Prima roba, 36.723, quasi 37.000 donatori, abbiamo raggiunto i 57 milioni di euro, quindi ringrazio a tutti quelli che continuano a versare, in particolar modo oggi ricordo Centro Marca Banca e quindi il sistema di banca del gruppo di credito cooperativo, ICREA fra l'altro se non ricordo male, quindi Centro Marca Banca che ha versato 261.000 euro e 261.200 euro, dei quali peraltro 50.000 euro dati direttamente alle ULSS. Poi ringrazio anche il consorzio, vi dico quelle di giornata, del Prosecco Doc, quindi il consorzio del Prosecco Doc, che ha versato 200.000 euro, sempre per le partite del coronavirus. Quindi Centro Marca Banca 261.200 e consorzio Prosecco Doc 200.000 euro, quindi ringrazio veramente di cuore e assieme a loro ovviamente ringrazio tutti quelli che hanno fatto versamenti, che sono tantissimi, perché se pensate che siamo in linea e abbiamo quasi 37.000 persone che hanno versato e con un totale di 57 milioni di euro, vuol dire insomma che si sta crescendo bene e quindi ringrazio veramente per questo. Faccio anche 2 saluti, così poi vi dico 2 considerazioni. Saluto la signora Carla di Padova, che è una signora ottantenne che chiama tutti i giorni, finita la conferenza stampa, e quindi la salutiamo e la terremo sempre informata e aggiornata, perché poi chiama per avere informazioni rispetto alle cose magari non sono state ben spiegate, quindi grazie signora Carla. E ringrazio anche i condomini che hanno mandato dei messaggi, insomma, per tutta la squadra della protezione civile, quindi tutti coloro che sono qui. Condominio è una parola piccola, perché qui c'è un paese praticamente più che un condominio, e quindi ringrazio tutti questi cittadini che hanno ringraziato e ci hanno salutato. Voglio semplicemente salutare
qualche bimbo, Nicole e Christian Marchesin di 8 e 5 anni, che oltre ad aver fatto un disegno, mi dicono un po' tutte le robe che fanno e hanno deciso di iniziare a fare l'orto, quindi ci hanno mandato 8 e 5 anni, ci hanno mandato la foto Nicole e Christian dell'orto che fanno l'orto, quindi penso che sia bello anche riportare anche questi esempi di bimbi che dicono non sapevano neanche cos'era l'orto, la quarantena ci ha fatto conoscere la terra, le piante e l'orto. E poi, visto che qualcuno dice che è sbagliata la ordinanza per andare nelle case, nelle seconde case, c'è un bimbo che mi ha fatto il disegno della seconda casa e dice io ho nostalgia della seconda casa, voglio dare la seconda casa, e quindi ha fatto tutto il bel disegno, quindi lo ringraziamo. E stiamo parlando di Fregona Leonardo, 9 anni, quindi ringraziamo anche lui. Detto questo, 2 considerazioni e poi vi passo la parola. Noi abbiamo fatto videoconferenze praticamente tutta ieri, ne abbiamo anche oggi, poi io vado su perché alle 13 ne inizio una. Avremo il ministro Boccia, il ministro Micheli, e in corso ce n'è una tecnica per il tema dei parametri da fissare rispetto ai controlli da fare dal punto di vista sanitario e epidemiologico con la fase 2, no? Dire quali sono i parametri che si fisseranno come elementi di controllo, e quindi i tecnici si stanno confrontando e portano avanti anche le nostre proposte. Voi sapete che noi abbiamo elaborato autonomamente delle proposte che vorremmo condividere. Rispetto ai dati, lunedì ci saranno circa 1.200.000 lavoratori che riprendono a lavorare nelle rispettive aziende, e dei 1,5 milioni di lavoratori che abbiamo, 1,2 milioni lunedì dovrebbe rientrare in pista. Resta il tema e il problema, lasciatemelo dire, di tutti quelli che restano chiusi. Stiamo parlando dei negozi che oggi non sono autorizzati, quelli che oggi non sono autorizzati, stiamo parlando di bar, ristoranti, centri sportivi, discoteche, tutto quello che vi viene in mente che non è autorizzato. Allora io penso che noi dobbiamo affrontare questa fase con estrema prudenza. Vedete che anche da Singapore iniziano ad arrivare dati sulle reinfezioni, 1 migliaio di nuovi contagiati al giorno o quant'altro. Lo dobbiamo guardare con prudenza e lucidità. I veneti si sono dimostrati eccezionali. Pensate che si parla del modello dei veneti in tutto il mondo, e penso che questo è un momento di orgoglio per noi veneti, no? E penso che questo è il lavoro che ha fatto la squadra veneta, cioè tutti i cittadini veneti, tutti i 5 milioni di veneti che si sono messi a lavorare in squadra, da chi ha fatto il lavoro eccezionale degli ospedali, quindi a coloro che erano in prima linea, a chi ha deciso, come i tanti ragazzi che si sono rinchiusi in casa per 2 mesi, perché questo è quello che è accaduto. Quindi penso che sia fondamentale che si rispettino le regole, che si sappia che inizierà questa fase di convivenza, che, come vi ha detto ieri l'assessore Lanzarin, io lo voglio sottolineare, bisognerà che capiamo che non si tornerà velocissimamente come prima. Ne parlavo anche ieri sera con il ministro Speranza in videoconferenza, nell'ultima conferenza che ho fatto ieri sera, e con il presidente Brusaferro, Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore della Sanità, dicendo che è fondamentale anche comunicare correttamente ai cittadini il fatto che gli ospedali non potranno essere presi, fra virgolette, d'assalto come eravamo abituati, nel senso che gli ospedali avranno ovviamente delle procedure per entrarvi che saranno diverse da quelle di prima, lo dico ai cittadini, di evitare assembramenti. Ovviamente vi ha detto l'assessore Lanzarin ieri, incentiveremo, o meglio passeremo per molti aspetti alle prenotazioni, anche ad esempio per i prelievi del sangue. Noi eravamo abituati ad andare in ospedale, ci presentavamo lì alle 7 del mattino, alle 8 del mattino sapevamo che per quel paio d'ore c'erano i prelievi e si andava. Bisognerà iniziare con le prenotazioni. E poi gli accessi al pronto soccorso, quindi la preghiera a tutti di capire che l'ospedale non è il luogo, fra virgolette, più indicato per pensare di essere in sicurezza rispetto al virus. È vero che in ospedale ci sono i disinfettanti, ci sono un sacco di attenzioni, però è pur vero che negli ospedali ci sono i malati di coronavirus, e quindi, nonostante tutte le precauzioni, l'invito che faccio ai cittadini di valutare fino in fondo, di, come si può dire, tentare tutte le strade alternative prima di rivolgersi in ospedale, no? Il medico di base che è presente,
la farmacia per il tema del reperimento dei farmaci o quant'altro, ma dal punto di vista clinico insomma abbiamo una rete di medicine di base, quindi medicine generali, che assolutamente ci aiuta a, diciamo, a scremare tutto quello che è questo tema. In generale restiamo convinti del fatto che... Cosa è successo? Sì, dal condominio si lamentano che non si sente bene l'audio, però Aumentiamo. In generale direi che è fondamentale ricordare che noi restiamo sempre di un'opinione, la guardia non va abbassata, il virus c'è, è pur vero che altre comunità in giro per il mondo hanno dimostrato che si può attivare una fase di convivenza con il virus, che la si possa attivare assolutamente in sicurezza rispettando le regole, a iniziare dalla mascherina. Me ne sono portato una stamattina, no? Perché magari non tutti hanno quella della regione. Questa è la mascherina chirurgica, ripeto ormai all'infinito che la mascherina non è che tu la devi portare perché c'è scritto che se non la porti prendi una multa, e questo utilizzo che di solito si fa per essere mediamente, diciamo, a metà strada tra l'essere multato o no, non serve a nulla a portarla così la mascherina, e non serve a nulla neanche a portarla così la mascherina, ma sto parlando della sicurezza per la nostra salute. La mascherina va portata così, questo è il modo corretto di portare la mascherina. Qualcuno si offenderà perché lo faccio vedere, però è pur vero che vedo ancora molte persone con la mascherina alla gola o con la mascherina che copre solo la bocca. Io trovo quasi assurdo che si debba fare una legge per imporre l'uso della mascherina. La mascherina salva la vita. La mascherina salva la vita, e mi piacerebbe un giorno portarvi, e ho in animo di farlo, di portarvi una persona che è uscita dalla terapia intensiva, un paziente magari che si è fatto 3 settimane dentro lì, e vi spiega quanto valga la pena di portare una mascherina. E questo forse è il sistema migliore per parlare delle mascherine. La preoccupazione quindi che portiamo avanti qual è? È quella che se mettessimo in sicurezza per bene i cittadini con, diciamo, quello che sono gli accorgimenti base, le mascherine, il gel igienizzante piuttosto che i guanti, il distanziamento sociale, potremmo tranquillamente, a mio avviso, a nostro avviso, affrontare un'apertura a 360 gradi. Ed è esattamente la proposta che fanno i governatori, diciamo, fatto salvo che ci vuole sempre un parere della comunità scientifica, però un nuovo approccio, no? Che non è quello di entrare dalla parrucchiera e cominciare a inventarsi tutte le modalità per la messa in sicurezza con il separé in plexiglass o altre minestre del genere. Direi che è fondamentale pensare che tutti hanno diritto di lavorare, che il nostro mondo non è un mondo di persone irresponsabili e che tutti noi ormai abbiamo coscienza, non siamo a 2 mesi fa che non sapevamo neanche che cos'era il virus. Oggi tutti i cittadini, dalla banalità di vedere una persona in mascherina che non fa più sorridere, ma si dice c'è il virus, giustamente abbiamo la mascherina, questo è l'approccio da portare avanti. Vi do solo un dato: il Giappone non ha adottato misure straordinarie, si circola ancora per strada tranquillamente, e sono misure che ovviamente sono state adottate perché il Giappone culturalmente la mascherina la utilizza, e quindi incentivare ancora di più l'uso della mascherina in un paese che culturalmente negli accessori di abbigliamento ha anche la mascherina va nella direzione di poter avere una vita quasi normale. Sul fronte, chiudo e poi passo alle domande, sul fronte della diagnostica stiamo lavorando ancora, a parte con i tamponi, vedete, penso che siamo ancora i primi per tamponi, per 350.000 è un bel numero. Dall'altro c'è da dire che stanno lavorando ancora sul test sierologico qualitativo, come vi dicevo, quindi un test che ci permette di avere un prelievo del sangue e quindi avere una sorta di patente che dimostri che se hai gli anticorpi o non ce li hai. E dall'altro vi ricordo che sul fronte della diagnostica stiamo andando avanti implementando moltissimo tutte le attività per le microbiologie. Vogliamo arrivare sicuramente a settembre a 30.000 tamponi al giorno, e vi ricordo che non è più solo un problema di processarli in laboratorio, quindi di farne l'analisi in laboratorio, ma anche un problema di esecuzione, perché 30.000 tamponi sono 60.000 narici, perché sono due
e 30.000 gole, cioè immaginate cosa significa anche a livello di operatori, perché qua tutti fanno i fenomeni, però vorrei ricordare che dietro a 12.000 tamponi al giorno ci sono 12.000 operazioni, che vogliono dire 12.000 persone di fronte a te, operatori, tempi nel cambio dei guanti, nell'attaccare l'etichetta, nel mettere in provetta il tampone, insomma è una macchina complessa che siamo riusciti a mettere in piedi, quindi ringrazio tutti per questo sacrificio. Basta, io passerei la parola a voi se avete domande. Allora, abbiamo veramente non più di una ventina di minuti, se riusciamo a concentrare domande ce ne stanno tante, perché ho anche molti colleghi da questa parte che chiedono di intervenire. Filippo, Anna Maria. Io faccio questa lettera dei governatori, lei è compreso, al Presidente Mattarella e ai Presidenti delle Camere, dove si chiede in sostanza una modifica dei provvedimenti, un adeguamento, eccetera. Tuttavia, nell'interlocuzione col Ministro Boccia abbiamo appreso che Boccia non esclude una apertura differenziata su base regionale a partire dal 18 maggio e che secondo il Ministro Speranza, tuttavia, questa apertura deve essere condizionata a livello epidemiologico delle singole regioni e alla capacità del sistema sanitario. Il Veneto che cosa propone per quanto lo riguarda in vista del 18 maggio? Prima domanda. Non so se posso fare la seconda. Vai. La seconda invece riguarda le elezioni. Abbiamo saputo, ma lei mi corregga se sbaglio, che il percorso per andare a votare in luglio, come lei propone, per scongiurare il pericolo della seconda ondata in autunno, il percorso anche a livello ministeriale era avviato, lei ha detto ci stiamo ragionando. Ieri il segretario del suo partito, Salvini, ha detto no, è meglio andare a votare in autunno. Una specie di fuoco amico, se non ho capito. No, partirei da questo, assolutamente no, mi sento con Salvini e non ho assolutamente percezione che ci sia fuoco amico. Tanto è vero che poi forse voi avete perso la seconda agenzia che è uscita e che ha confermato assolutamente la nostra volontà di andare a luglio. E citando peraltro il Veneto, perché fra l'altro il Veneto è l'unica regione, diciamo, diciamo, dove c'è un governatore leghista uscente, per cui ha fatto il riferimento a questo. C'è un'agenzia, guardate se volete ve la leggo. No, l'abbiamo letta. Ma non l'hai citata però. Non l'ho citata perché la trovo incomprensibile, nel senso che... te lo spiego. Se posso dire, mi pare che Salvini dica che luglio non va bene per la Campania perché la chiede De Luca, ma va bene per il Veneto perché la chiede Zaia. Non ho capito il senso. Ma guarda, intanto bisogna vedere il contesto nel quale sono state registrate queste dichiarazioni. Stiamo parlando di agenzie, immagino che abbiamo fatto un riferimento rispetto alla possibilità di fare una campagna dalle parti dell'opposizione, ma era un riferimento assolutamente, penso, alla campagna, ma in generale oggettivamente lo ha confermato anche lui, che noi dal punto di vista politico il tema della sessione estiva assolutamente lo sosteniamo. Del resto lo sostengono tutte, la conferenza delle regioni intera sostiene questa partita. Vorrei ricordare che le nostre interlocuzioni all'interno della conferenza delle regioni con i colleghi non ha visto sbavature, per cui penso che si possa assolutamente pensare che, io spero ci sia qualcuno che metta in sicurezza le elezioni regionali, perché aprire tutto il 18 maggio o il 1° di giugno e dire ai cittadini che dopo un mese e mezzo, quasi 2 mesi, non puoi andare a votare, penso è difficile, e invece gli vai a dire che possono andare a votare, potranno andare a votare a novembre, perché si parla di fine ottobre, primi di novembre, la vedo molto più rischiosa, visto che non serve l'OMS, ce lo dirà anche oggi, c'è la riunione OMS oggi, vedrete che usciranno ancora col tema della recrudescenza e del ritorno del virus in autunno, sarà sancito, per cui c'è il rischio che non si vada più a votare. Poi sentite, i cittadini hanno solo uno strumento ormai, che è quello del voto, in democrazia.
Penso che sia più corretto pagare lo stipendio a uno eletto che a uno che è stato prorogato per 6 mesi. Insomma, la vedo così. Scusa la prima. Ma guarda, io penso che sia corretto pensare, ma ve l'ho sempre detto, quindi non vorrebbe, ieri qualcuno dice ma Zaia ha rivisto il suo, io non rivedo le mie posizioni, la memoria storica qua non è proprio di casa. E io ho sempre detto, come abbiamo chiuso gradualmente, è giusto che si riapra gradualmente. Quante volte ve l'ho detto? Molte volte. Per cui penso che poi il tutto va calato sui modelli sanitari, perché il tema della sorveglianza attiva, degli isolamenti fiduciari, dei tamponi, il tema della rete, i servizi territoriali, le esperienze che si sono maturate, esperienze professionali ma anche statistiche, cioè noi abbiamo oggi un quadro di 2 mesi di coronavirus in Veneto che ci dice un sacco di cose, in maniera peraltro puntiforme, perché riusciamo in ogni comune, in ogni contesto a sapere un sacco di informazioni. Penso che si possa affrontare, ovviamente fatto salvo il parere della comunità scientifica, che poi tra qualche giorno qualcuno dice Zaia, no, gli scienziati, io ve l'ho sempre detto, fatto salvo anche perché è una grande responsabilità firmare un'ordinanza, decretare un'apertura, perché poi se c'è qualcuno che perde la vita c'è una responsabilità, prima etica e morale, e poi ce n'è una di natura giuridica, no? Cioè legale, tecnica e legale. Un dettaglio, poi sto zitto, a proposito della validazione scientifica, siccome nel comitato scientifico della regione ci sono i più noti, i più prestigiosi scienziati nel campo dell'immunologia, dell'infettivologia, della virologia, il loro parere a riguardo qual è? Cioè c'è un sostegno alla regione in un'ottica di... Ma i pareri, cioè loro sono chiamati a esprimere pareri quando gli chiediamo i pareri, nel senso che presentiamo un progetto in questo senso. Il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, che è stato costituito e che ha sempre ad ombrello garantito la copertura di natura scientifica, dovrà esprimersi, perché è ovvio che noi chiederemo sicuramente indicazioni. Sì, chiederemo sicuramente indicazioni, suggerimenti e espressioni da quello veneto, ma il tutto non prescinde perché l'ordinanza di stato di emergenza prevede un comitato scientifico nazionale, cioè per le carte, per capirci, è quello che mette il timbro, per cui ci piaccia o non ci piaccia, è giusto che sia il comitato tecnico scientifico nazionale, perché è previsto dallo stato emergenziale questo. Anna Maria, Rete Veneta, Antena 3, poi prende la parola Zennaro, TGR. Sì, Presidente, buongiorno. Appunto sulla base, allacciandomi alla domanda che era appena posto il collega, abbiamo appena sentito anche collegato con noi il sottosegretario Variati che diceva, vista l'efficienza della nostra regione dal punto di vista sanitario, in questo caso il Veneto, pensava anche a una riapertura prima del 18 di maggio, ma È importante che si metta d'accordo con se stesso. Poi per quanto riguarda invece la questione secondo il caso, ci arrivano tantissime telefonate dai telespettatori. Allora, il primo quesito, c'è un telespettatore di Murano che ha purtroppo è malato oncologico e chiedeva se tra una visita specialistica e l'altra, che distano un mese l'una dall'altra, può andare a soggiornare con certificato medico nella sua casa in Cadore. ma guardate, questo potrebbe rientrare nella giusta causa, il motivo di salute, però deve avere un certificato medico. Ecco, poi ci chiama anche diversi telespettatori, tra cui una di Bibione che dice che ha chiamato la polizia locale per poter andare nella sua casa, seconda casa, per verificare lo stato di salute della struttura, però i vigili gli avrebbero risposto che se si reca senza motivo di rottura, eccetera, la multano. Io direi che ci vuole buon senso. Innanzitutto chi controlla non è chiamato ad esprimere giudizi, nel senso che chi controlla deve applicare le leggi. C'è un DPCM ma c'è anche un'ordinanza. Chi controlla non è chiamato a decidere quale sia la norma, diciamo, di rango superiore, perché questi sono aspetti tecnici, giuridici importanti che prevedono discussioni anche autorevoli, e quindi non posso
non mi rifiuto di pensare che ci sia qualcuno, perché qualche messaggino ci arrivano, perché ci dicono che le ordinanze non contano nulla. Vi ricordo che qualsiasi controllore, se ha un dubbio, può rivolgersi alla prefettura, fare un quesito scritto e dice: ma conta di più l'ordinanza di Zaia o l'UPCM di Conte? Punto di domanda. E si fa dare una risposta scritta. Per me piacerebbe vederne una di queste risposte scritte, perché poi noi a quel punto siamo nelle condizioni di controbattere. Così funziona. Non esiste che qualcuno decida cosa applicare, ma guardate che li vedo come casi isolati questo, il che non vuol dire che non bisogna rispettare la legge, ma chi è preposto al controllo non è chiamato e non è autorizzato a scegliere che legge applicare. E comunque, per una visione sempre di buon senso, la norma si applica sempre in maniera estensiva. Perché tu non è che puoi, scusami, trovare uno con la mascherina appesa al collo e dici non porti la mascherina, ti multo. La norma dice che buon senso vuole che gli dici di tirarla su, perché comunque lui la mascherina ce l'aveva. Allora il cittadino deve capire che non deve fare il furbo e il controllore deve capire che c'è un limbo nel quale c'è anche la moral suasion, c'è, come si può dire, incentivare le persone a rimettersi a posto. Però se arriva il fiscale ti mette la multa perché non sapevi. Però quello non si fa. Allora, Zennaro, Emiliano e Antonella Prigioni. Poi passo ai giornali perché abbiamo poco tempo. Sì, peraltro nella seconda casa, perdonami Massimo, giustamente mi ricordava l'assessore Bottacica, il nostro esperto. No, no, nel senso che lui segue modelli matematici e robe da ingegneri, no? Come dico io, tu non te vivi ma te funzioni. E gli ingegneri sono così, adesso mi scriverò l'ordine di ingegneri, ho offeso gli ingegneri. No, gli ingegneri sono, se non ci fossero bisogna inventarli, tanto è vero che ne ho uno anche in giunta. E uno solo, no? Basta. Noi siamo molto più creativi. No, però giustamente l'assessore Bottacica è molto preciso e puntuale, mi ricorda che se da un lato c'è l'ordinanza che ti dice che tu puoi andare per verificare che so dei lavori e ci vai da solo, non pernotti lì, torni a casa, dall'altro ci sono i motivi, i giusti motivi, i motivi indifferibili per cui può esserti, che so, saltato l'allarme. Non è che tu devi stare a casa perché il PCM non prevede di andare da solo, cioè quello è un motivo. Prende fuoco la casa, ci mettiamo a scrivere alla prefettura per domandare. Sono entrati i ladri, mi avvisano i vicini di casa che vedono le porte divelte. Cioè guardate che questo si chiama buon senso, e credetemi che se qualcuno eleva una multa su un tema di questi, in sede di corso la perde. Cioè nel senso che chi ha fatto la multa se la riporta a casa. Zennaro. Presidente, mi ricollego a quello che ha detto Filippo poco fa. Allora, le regioni hanno diciamo, situazioni molto diversificate. Abbiamo visto ieri la Calabria che aveva un'accelerazione, i bar che ha sospeso, però. Poi ha sospeso, sì, però insomma c'era stata poi anche a livello di epidemia, nord molti più casi, sud pochi casi. Allora l'apertura diciamo differenziata nel tempo e progressiva, come la ritiene lei? E poi anche per quanto riguarda il mondo scientifico, io ho letto ieri l'altro un'intervista al professor Crisanti, che mi sembra che da lei sia considerato, ormai penso da tutta Italia sia considerato uno di quelli che ne capisce, le dice attenzione, andiamo molto piano con queste aperture generalizzate che mi sembrano dettate più da motivi emotivi, cioè da spinta della piazza, che da una situazione diciamo sanitaria che lo consenta. Ma guarda, il professor Crisanti è un faro per noi, per cui figuratevi se discutiamo, cioè io proprio ho sentito anche ieri, però il prof giustamente fa il prof, nel senso che è uno dei massimi esperti a livello mondiale, se non il massimo esperto, io mi auguro che sia il top e sono convinto di questo, però il professor Crisanti giustamente fa il suo mestiere e quindi è un approccio purista, penso che ci stia, no? Se chiediamo a un medico quale sia l'alimentazione migliore ti dà una sua idea di dieta, se lo chiedi a un ristoratore te ne dà un'altra, se lo chiedi a uno che organizza sacre te ne dà un'altra ancora. Siccome lei nei primi giorni ha proprio diciamo così, adottato il professor Crisanti, la logica del professor Crisanti, adesso lui è uno di quelli che dice oh c'è più.
Ma sì, ma prof, ad esempio, altre volte mi avete detto, il professor Crisanti dice che bisogna portare la mascherina anche in casa, me l'avete detto voi, no? Non so se lui poi l'ha detto. Ovvio che lui è chiamato da accademico dare lo spaccato, se tutti ci chiudiamo in casa per altri 6 mesi, io posso sottoscrivervi che qua il virus veramente deve farsi le valigie e va via. Magari se ci teniamo anche la mascherina in casa, meglio ancora, anche con i guanti e respiriamo per un tubo ogni tanto o giriamo con lo scafandro. Però poi c'è una condizione di equilibrio che noi dobbiamo trovare, che è quella della sostenibilità, che è quella della vita, perché dobbiamo, e quindi io non dico che il professor Crisanti dice bagianate, assolutamente dice assolute verità, però qui si tratta di convivere, tanto è vero che parallelamente col prof stiamo portando avanti poi tutto quello che è il sistema dei tamponi, l'ampliamento della capacità di fare tamponi, perché è anche vero che lui dice bisogna fare tamponi, essere pronti, circoscrivere gli eventuali focolai, perché poi è il sistema del piano di sanità pubblica che Veneto si è distinto per questo sistema, no? C'è i virus buster, no? Sono i ghostbuster, adesso sono i cacciatori del virus, cioè ne arriviamo, tamponiamo e via, e poi tutti in isolamento quelli che devono essere isolati. Le regioni, ad oggi noi non abbiamo nessuna proposta sul tappeto, né formale né informale, questo è bene ricordarlo. Io penso che sia una buona idea affrontare questo tema, sempre fatto salvo il parere del Comitato Scientifico Nazionale poi sulle misure, che dovrà asseverare, però è giusto che ci sia una forma di abito sartoriale, no? A questo punto dovremmo anche cercare di affrontare anche in base alle peculiarità, penso che questo sia fondamentale. Prima mi ha chiamato il collega Fugatti, mi dice, senti, abbiamo dei cittadini nel Primiero che per spostarsi all'interno del loro comune da fare un pezzo di strada del Veneto, e quindi anche qui ci vuole buon senso, questo sarebbe una interconnessione tra due regioni che è proibitissima, però dice questi mi va a casa perché hanno un pezzo di strada che è Veneto, che passa da utilizzare per passare da un punto all'altro del proprio comune, e penso che anche qui ci voglia un po' di buon senso, insomma dai, una soluzione la troviamo poi. Emiliano Antonella, velocissimo. Presidente, buongiorno. Condivide la protesta dei suoi colleghi di partito in Parlamento? Scusa? Se condivide la protesta di Salvini e gli altri parlamentari? Guarda, io penso che sia una modalità corretta per sollevare attenzione rispetto a un tema. Adesso cercheremo di capire che evoluzione ha. In tutta sincerità non la sto seguendo, la seguo anch'io dalle cronache, però insomma penso che la sede per discutere sia quella parlamentare e quindi ci sta. Grazie. Poi non so che programmi ci siano all'evoluzione, però immagino che si voglia dire questa è la sede per discutere alcune partite ed è giusto che si discutano in Parlamento. Buongiorno Presidente, ci è stato spiegato insomma il riavvio della sanità regionale. Molti negli ingressi sanitari insomma, per le varie operazioni, insomma, gli interventi verranno, come ci è stato detto, sottoposti al tampone. Le chiedo, tutti questi tamponi si sommano ai 30.000 quotidiani che cercherete di processare? No, fanno parte del contingente. Ma guardate, noi mediamente considerate che abbiamo 12.000 a regime, 11-12.000 pazienti, abbiamo un tempo medio di stazionamento in ospedale, quindi l'ospedalizzazione media ipotizziamo 5 giorni, quindi vuol dire che dobbiamo fare 2.000 tamponi al giorno. E non c'è rischio che si congestioni? 1.700. Il sistema non c'è rischio che si congestioni? Ma ne abbiamo fatti 12.000 ieri. E prendiamo la giornata di ieri, ne togliete 1.700, fa 1.300, giusto, dei 12.000, fa 11.300. 11.300 sono dedicati al resto del mondo. Adesso tanti 11.300 tamponi, cioè dirlo è facile, ma farli. Ragazzi, devo correre e dare spazio. È vero che io ho chiesto ai nostri della sanità, proprio l'altro ieri mattina, ho chiesto che si attrezzino, perché quando arriveremo a 30.000, 40.000, io spero anche di più al giorno, bisogna che si attrezzino a depositarci la lista delle squadre con i nomi e cognomi delle persone formate per avere ogni ULS un pelotoncino che va a fare tamponi. Passiamo ai giornali, cominciamo con Aldo Barzani Gazzettina. Prima domanda, il Premier Conte ha detto che sono del tutto illegittime quelle ordinanze regionali più permissive rispetto alle decisioni del governo.
Secondo lei rientrano in questo giudizio anche le ordinanze del Veneto? No, guardate, noi le abbiamo motivate, le abbiamo fatto nell'ambito del sostenibile. Vi faccio un esempio perché allora ci capiamo, perché a me non va questa idea che si fanno le prove, che il Veneto faccia loro fare le prove muscolari dai responsabili. Intanto vi ricordo che la Regione Veneto fino a giovedì scorso, con l'adozione dell'ordinanza, ha applicato il DPCM sempre in maniera restrittiva. Questo lo sapete. Chiusura dei supermercati la domenica lo facciamo noi in maniera restrittiva, i 2 giorni alla settimana per cartolerie, librerie e negozi per bimbi, il DPCM prevedeva 7 giorni e via dicendo. Abbiamo adottato addirittura i 200 metri, vi ricordo, da casa, che non era previsto nel DPCM. Allora tu non mi puoi dire che una persona si può muovere all'interno della regione per andare a incontrare giustamente i congiunti, che io spero che i congiunti siano anche i fidanzati, i fidanzatini, gli amici e le amiche, ecco, e mi dici che uno può uscire di casa con una giustificazione. Ieri il sottosegretario, il vice ministro della salute ha detto che i congiunti sono gli amici. A questo punto chiunque di noi col DPCM può uscire di casa e andare a trovare un amico in giro per il Veneto, vi ricordo, non nel territorio comunale, giusto? Noi abbiamo fatto un'ordinanza che diciamo uscite di casa, restate nel territorio comunale per sgranchirvi le gambe e fare un po' di attività motoria. Io non ci vedo tutta questa contraddizione. Così vale per le seconde case che sono in linea col tema del mero controllo e dell'azione del buon padre di famiglia. Per l'asporto è in linea, posso uscire di casa per fare l'attività motoria, posso uscire di casa per andare al supermercato, in farmacia, in parafarmacia, in cartoleria, in libreria, a comprare i vestitini per il bimbo, posso andare al mercato, posso andare in edicola, posso andare in fioreria, posso andare al garden del vivaio, posso andare in consorzio agrario o nelle rivendite di mangimi per cani e gatti e così via, e in tutto questo giro non posso fare una telefonata e dire alla pizzeria guarda che te passo davanti e vorrei ritirare una pizza da sport. Vorrei proprio discutere in tribunale questa roba qua per capire se abbiamo ragione oppure no. Quindi non si dica che non è in linea, dai, è in linea sì. Seconda domanda, cosa pensa dell'algoritmo che deciderà nuove chiusure a livello regionale? No, noi stiamo lavorando, stamattina abbiamo parlato anche con gli assessori e con Bottecini in particolar modo rispetto al nuovo modello. Adesso ci stiamo intanto confrontando a livello nazionale tecnicamente perché le idee che ci sono a Roma rispetto alle aperture e alle chiusure sono molto, come si può dire, sono molto tecniche con scelte anche a volte complicate che rischiano di infilarsi dentro magari in qualche via di non ritorno, no? Perché quando metti troppi parametri rischi di uscire dall'alveo del buon senso e vai a finire in quello della matematica. La matematica è una scienza esatta, però bisogna saperla utilizzare. Per cui noi adesso stiamo cercando di trovare un accordo anche qui a livello nazionale in maniera tale che ci siano dei parametri leggibili per noi ricoverati e terapie intensive sarebbero più che sufficienti. Ultima domanda, cosa pensa del fatto che Ilaria Capo, la virologa, ha citato 2 studi interessanti sul coronavirus, uno di Pavia e quello di Dolo? Ricorda lei quello di Dolo e quello sull'anticoagulante? È uno studio di Dolo sull'anticoagulante. Ne abbiamo tanti di studi, c'è quello del professor Pagano con i farmaci che curano il tumore alla prostata che sta dando grosse aspettative. Ci sono sperimentazioni in corso anche con altri protocolli, quindi ben venga, grazie per le citazioni, ma non voglio ricordare che c'è un po' di tutto, insomma. Bastianello Genziagi, come si sta preparando la Regione alla riapertura del 4 sul fronte trasporti? Beh, c'è il solo De Berti che si è attivata. Considerate che il tema del fronte trasporti non prescinde dal fatto di capire che regole si adottino, perché se l'adozione della regola è diminuire di 1/3 i trasportati in bus, in pullman, e questo vuol dire triplicare i trasporti su gomma e diminuire della metà i posti nei treni, quindi vuol dire raddoppiare i treni, capite che qualche difficoltà ci sarà. Però è pur vero che l'utilizzo della mascherina dei dispositivi ci permette di dire, secondo noi, e con un minimo di distanziamento che vuol dire non stare faccia con faccia con una persona,
ci aiuta assolutamente ad affrontare il tema. Stiamo portando avanti queste idee. Sì, c'è l'incontro oggi alle 4 mi sembra, no? Alle 3:30. Con il ministro Micheli fra l'altro. Dario Converso, Sì, Micheli. ADN Cronos, il presidente Emiliano in un'intervista su Repubblica parla di apertura diversificata fra regioni, lei è d'accordo? Sì, questo. Cioè, nel senso che se il problema nazionale è che non tutti sono pronti, allora date aiuto a quelli che sono pronti. E noi ci riteniamo di esserlo. Il direttore Basso pone una domanda operativa. Il punto stampa continuerà anche dopo il 4 maggio? Io gli consiglio di non prendersi ferie. No, nel senso che non lo so dire, adesso vedremo, immagino che i 4 giorni contigui sia assolutamente necessario perché avremo un giro di ordinanze e di PCM, non so cosa accadrà, è bene che... Il collega Bonnet del Corriere del Veneto, vista la disponibilità del governo a consentire aperture differenziate dal 18 maggio regione per regione, il Veneto è pronta a riaprire? Domanda sottostante, il Presidente ha un piano per consentirci di scattare avanti rispetto agli altri? Se sì, in quali settori? Ma io parlerò un presupposto in base alla domanda di Bonnet. Il primo che noi ad oggi non abbiamo avuto nessuna proposta. Leggiamo sui giornali queste robe. Ieri sera noi abbiamo fatto l'ultima videoconferenza, minimamente gli esponenti del governo ci hanno parlato di questo. Punto. Questo è fondamentale saperlo. Dopodiché noi siamo pronti ad affrontare il tema, affrontarlo con l'avallo della comunità scientifica, però dobbiamo capire di cosa si tratta, nel senso che siamo convinti che sia sempre più ambito sartoriale, come dicevo prima, questa partita. Ultima domanda, Michele Borrella, Radio Conegliano, dice: molti esercenti negozianti e partite IVA hanno già manifestato, manifesteranno in piazza anche domani. Sì, domani so che ci sono delle manifestazioni, guardate, di certo appelli alla non violenza o appelli al rispetto delle regole non è facile perché i veneti ce l'hanno nel sangue quello di rispettare le regole. Ovvio è che quando autonomamente i cittadini scendono in piazza in maniera civile, democratica, a esprimere un loro disagio in questo momento e difficoltà, dà la dimensione del fatto che una risposta deve essere data. Cioè non è normale che arrivino qui le parrucchieri, i barbieri, piuttosto che gli spettacoli viaggianti o altre categorie professionali, penso ai commercianti in generale, so che in alcuni comuni consegnano le chiavi, in altri fanno le proteste silenziose. Penso che sia fondamentale, io questo l'ho rappresentato anche ieri al ministro Boccia. Io ho detto, guarda, queste sono tutte iniziative spontanee, non dica a qualcuno che dietro c'è la politica, sono persone libere che amano il loro mestiere e che ovviamente cercano di portare a casa un risultato che è quello di poter andare a lavorare. A noi spetta la possibilità anzi l'obbligo di metterli in condizioni di lavorare in sicurezza, punto. Velocemente, sì, velocemente c'è una telespettatrice che ci chiede quando verrà riaperta in Veneto la vendita tramite distributori automatici esterni. Ma in teoria si potrebbe anche rispondere a un quesito come questo. E facciamo dare una risposta direttamente sulle FAC, quindi direttamente sul sito della protezione civile. Anna Maria, distributori automatici. Cioè adesso si può fare punto latte, punto acqua? No, quelli sono già aperti. Sono già tutti aperti quelli. Perché c'è una coda di un'ordinanza che li chiudeva. Perché poi avendo tante ordinanze, c'è una coda dell'ordinanza. Diamo una risposta già in giornata sul sito. Sì. Anna Maria. In velocità, Presidente, argomento cassa integrazione interna, aveva già parlato di questo giorni fa, ma visto l'ultimo incontro che ho avuto ieri in videoconferenza con il Ministro Doccia, ci telefonano molti telespettatori chiedendoci che ancora non hanno ricevuto la cassa integrazione interna di marzo e dicono adesso a maggio forse iniziamo al lavoro, ci sono novità. Noi quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, tanto è vero che ieri ho visto i dati e giustamente il nostro dirigente dice siamo sicuramente i più virtuosi d'Italia su questa partita, non i fannulloni, nel senso che noi le attività le abbiamo, le abbiamo avviate. Il tema della cassa di
cassa integrazione è un tema reale. Mi fermo qui perché abbiamo fatto comunicati, abbiamo spiegato, rispiegato, noi quello che dovevamo fare abbiamo fatto, per di più continuiamo anche a stimolare, spero che si risolva questo problema. Invece resta il grosso problema dei bimbi, dei minori, perché lunedì, io continuo a dirlo in tutte le riunioni, lunedì diciamo 1.200.000 veneti che andranno a lavorare, creiamo le condizioni per mandarli a lavorare. Ma in casa restano i bambini, restano i 0-6, quindi scuole dell'infanzia, ma restano anche quelli delle scuole dell'obbligo minori. Questa è la vera partita. E la partita che deve essere, l'abbiamo detto in più occasioni a tutti i rappresentanti del governo, l'abbiamo scritto come Presidente di Regione, voglio ricordare, anche nell'ultimo documento di 2 o 3 giorni fa, abbiamo chiesto solo 3 cose, guardate sono veramente 3 punti. Uno dei 3 punti è il tema della scuola, quindi la valutazione di riaprire ove si può aprire, con modalità anche innovative. Il tema del network di tutte quelle realtà che sono i GREST, i centri estivi, i luoghi privati dove si portano i bimbi per i compleanni, per le festine, il tema della scuola dell'infanzia che ci hanno dato disponibilità ad essere aperti anche tutta l'estate, i temi di alcuni edifici che sono inevitabilmente vuoti non scolastici. Penso a tanti edifici scolastici che si potrebbero recuperare per fare delle attività, in questo momento non sono chiusi, sono sospese le lezioni, quindi c'è il personale e noi crediamo che creare un grande network potrebbe, le associazioni sportive, pensate, non so, tutti coloro che si occupano del calcio dei bambini piuttosto che del rugby dei bimbi, potremmo creare un grande network. Però bisogna che qualcuno ci metta nelle condizioni di farlo anche dal punto di vista sanitario. Presidente, se posso rifletto con lei, però sono strutture spesso costose e non dimentichiamo che molte famiglie addirittura non hanno sì, no, ma c'è chiaro questo e né nulla, non hanno lavorato, quindi finiranno, io lo dico da genitore, moltissimi finiranno purtroppo dai nonni, forse anche per questo che hanno fatto i ricongiungimenti e sembra quasi un escamotage furbo. Non vorrei essermi espresso male, o meglio, ho tralasciato il passaggio fondamentale, sostenendo economicamente le famiglie. Ma guardate che noi lo diciamo sempre, come governatori chiediamo anche che sia riconosciuto il congedo parentale dal punto di vista economico, e che ci sia eventualmente il pagamento di quello che sono i costi, quantomeno per i meno abbienti, per chi ha difficoltà di reddito, e della babysitter o di attività di accudimento dei bimbi, dei ragazzi. Siamo stati bravissimi, l'ultima domanda a Filippo, poi passiamo alle comunicazioni dell'assessore Lanzani. La mia è una domanda velocissima che resta sul tema della scuola, che mi pare un tema francamente non solo impellente ma anche forse trascurato colpevolmente in questi mesi. Allora, hai fatto un riferimento a possibili, valutabili riaperture delle scuole con modalità inedite, con modalità magari sperimentali. Chiedo questo perché oggi il direttore dell'Istituto Mario Negri di Milano ha detto che tenere le scuole chiuse secondo me è un errore. Che cosa immagini? Ma guarda, io non sono un esperto, non sono un esperto di scuole, tantomeno di natura, di materie sanitarie. Io penso che abbiamo un punto di partenza che i bimbi, al di là di questa informazione che abbiamo sulla sindrome di Kawasaki, ma è una roba a parte, i bimbi si infettano in maniera infinitesimale rispetto agli adulti, e questo è un dato di fatto, l'ha detto anche il professor Crisanti l'ultima volta quando ci siamo visti, alcune robe le dovremmo spiegare. Però al di là di questo c'è il distanziamento sociale che si può mettere in piedi, si possono utilizzare gli edifici con altre modalità, penso che ad esempio si potrebbero anche utilizzare edifici che non sono oggi edifici delle scuole elementari, ad esempio, no? Perché se ci sono degli istituti vuoti perché le superiori non ci vanno più, ed è vero che, se è pur vero che i ragazzi delle superiori sono in grado di autosostenersi e non aver bisogno della babysitter, è altrettanto vero che avremo molti edifici vuoti, quindi potremmo anche frazionare e diluire molto di più la pressione demografica all'interno delle aule. Insomma, si possono fare un sacco di cose, però qui bisogna che il ministro della pubblica istruzione si esprima su tutti questi temi. Guardate, la coronavirus rischia di essere ricordata per le case di riposo e per i ragazzi e per i bambini.
Signore e signori, lasciamo libero il Presidente. Grazie Presidente. Quanti giorni mancano, Federico? Dov'è Federico? È andato via. Erano il 16, sono arrivati il 16. Ci sono 6, 7. Bravo. 6 e 7 maggio, quindi Ci sono delle creme Esatto. Ah, 6 e 7 maggio si scrivono le uova, vedremo cosa accade. C'è anche chi scrive perché dice che gli dà fastidio vedere l'incubatrice. Non ci credo. Li abbiamo tutti nelle Sì, infatti. È vero. Grazie. Arrivederci, grazie a lei. Ciao. L'assessore D'Anthony credo abbia una comunicazione relativamente a un incontro avvenuto questa mattina. Sì, buongiorno. Allora, questa mattina abbiamo incontrato le parti sociali per presentare il testo definitivo del manuale per la riapertura delle attività produttive. Voi sapete che ci siamo incontrati e abbiamo presentato il piano che il Veneto aveva redatto tramite la prevenzione il 17 di aprile, poi le varie parti sociali, quindi sia le parti sindacali ma anche le attività produttive, quindi di categoria, hanno presentato tutta una serie di osservazioni nei giorni successivi. Il 24 è stato adottato il nuovo protocollo a livello nazionale delle parti sociali, che è l'aggiornamento, diciamo, del protocollo che citiamo sempre, che è quello del 13 di marzo, che era stato appunto approvato tra governo e parti sindacali e parti sociali. Il DPCM ha recepito, quindi il DPCM del 26 ha recepito quel protocollo del 24. L'ordinanza del Presidente Zaia ha sottolineato appunto anche questa parte di recepimento all'interno del DPCM. Ieri sera è arrivata l'ultima circolare dal Ministero della Salute, quindi voi capite, vi dico anche la scadenza perché così si capisce anche che mole di provvedimenti e di aggiornamenti che continuano ad esserci, e stamattina abbiamo presentato quindi alle parti sociali il documento complessivo, documento che recepisce quindi tutti questi passaggi che vi ho detto e quindi recepisce l'accordo nazionale del 24 che si trova all'interno del DPCM. È appunto le linee guida per la riapertura, e sono quelle che avete già avuto contezza, insomma, quando l'abbiamo presentato per la prima volta, adeguandoci, allineandoci a quelli che sono oggi gli strumenti, insomma, che sono inseriti nei testi nazionali, con la volontà quindi di andare in linea, che ci sia allineamento, non ci sia scostamento e di alleggerire il più possibile quelle che possono essere tutte le varie incombenze. Vi dico a titoli, così insomma ci riprendiamo un po' quelli che sono i passaggi che sono inseriti in questo piano, che sono l'individuazione del Covid Manager, ne abbiamo già parlato, la definizione di un piano di intervento e poi tutta una serie di indicazioni operative che sono quelle della pulizia, la reazione degli ambienti, l'informazione, la limitazione delle occasioni di contatto, la rivelazione della temperatura corporea, che lo specifichiamo nel nostro piano era obbligatoria. Siccome nel protocollo non è obbligatoria, ci allineiamo a quello che è il protocollo, quindi su base insomma facoltativa, insomma, può essere quindi misurata la temperatura corporea, proprio nell'ottica di essere allineati e di non creare appesantimenti. Il distanziamento tra le persone, l'igiene delle mani, dispositivi di protezione individuale, l'uso razionale poi dei test, la gestione dei casi positivi, insomma, e il resto. Oggi lo abbiamo inviato quindi contemporaneamente a tutte le parti sociali, e questo quindi rappresenta il documento finale. È il documento anche su cui vi sapete, insomma, vi ricordate, è partito un progetto pilota. Il progetto pilota che quindi aveva le stesse indicazioni, per noi diventava importante, un progetto che ha visto 8 ditte dell'area padovana coinvolte, per un totale di 1274 lavoratori, e l'esito di questo primo, insomma, diciamo, verifica di questo progetto pilota è un esito molto importante, perché su questo quantitativo di lavoratori la presenza di casi positivi è del 0,4%, quindi minima. Scusa, non ho capito, forse
all'interno c'è tutta la parte dei DPI in cui sono previsti anche appunto, comunque questo ve lo consegniamo e quindi è specificato quelle che sono poi le misure all'interno della... Perché ho capito che non è più obbligatorio il test della temperatura quando si entra al lavoro. Aspettate che lo troviamo, aspettate. Dispositivi individuali. Dovranno indossare mezzi per la protezione delle vie respiratorie in tutte le condizioni nelle quali tali misure siano efficaci ad evitare il contagio, presenza di pubblico, impossibilità, quindi insomma quando devono essere utilizzate le mascherine. Cioè, se uno lavora da solo in ufficio non serve, questo è per capire. È il recepimento del nazionale, dell'accordo nazionale. Comunque trovate poi le specifiche e tutto il resto. Quindi dicevo, finisco un attimo, scusami. Allora, su 1274 quindi lavoratori che hanno partecipato alla fase pilota del progetto, quindi solo il 0,4% è risultato positivo, quindi insomma minima questa parte. Ci sono tutta una serie di ditte che hanno chiesto di partecipare, quindi ci sarà la fase 2 con tutta una serie di ditte, sono molti, insomma anche in tutte le province in cui poi invieremo insomma tutte le varie condizioni. Chiudo con così diamo anche completezza di tutti quelli che sono le attività. I controlli spesa sono arrivati ad oggi a 7.576 controlli per circa 300.000 lavoratori. Prima che fate le domande vi verrà dato un comunicato stampa, il protocollo inviato alle parti sociali, i dati Spisal e quindi vediamo tutto quello che l'assessore ha detto. Cominciamo, c'è la prima Tosato, poi Zennaro, poi lui, poi Antonella Prigioni. Questo dato mi sembra molto importante dello 0,4%. Ci puoi dire qualcosa di più su questa sperimentazione, cioè quanto è durata questa, che tipologie produttive ha riguardato? Allora, le ditte ce le ho, quindi ve lo posso anche dire, quindi insomma Acquavera, quindi il gruppo San Pellegrino, Brembana di Albignasego, Isoclima di Este, Luxardo, Torreglia, Malvestio di Villanova di Campo San Piero, Nova Ompi di Piombino Dese, Parker di Piove di Sacco e Sacchetificio Nazionale Corazza di Ponte San Nicolò. Però comunque poi le trovate, mi sembra, perché poi vi danno comunque anche parte di queste. E quanto tempo è durata questa fase? Ma questa fase è durata, cioè era già iniziata quando noi abbiamo presentato il primo piano il 17, quindi secondo me sarà iniziata i primi di aprile, verso il 10 di aprile insomma, più o meno. Perché il 17 era già in itinere, c'erano già delle ditte, forse non tutte, ma che avevano già iniziato la sperimentazione. Zennaro. No, mi sembra di capire che l'allineamento con la norma nazionale ha voluto dire alleggerimento delle norme di sicurezza, cioè sembra di capire, può misurare la temperatura, non vuol dire deve misurare la temperatura, può utilizzare secondo necessità le mascherine, non vuol dire... Ci sono dei protocolli che sono stati siglati tra parti sociali, governo, recepiti in un DPCM nazionale. È chiaro che noi ci allineiamo a questo, ma anche per non andare ad aggravare, quindi a creare sovrapposizioni che creerebbero solo confusione, quindi visto che ci sono state siglate questi accordi, questi protocolli, noi ci adeguiamo a quelli che sono... Allora, che vi adeguate sembrano delle cose, nel senso che non potete obbligare qualcuno a qualcosa in più, ma vi soddisfa questo tipo di approccio o vi sembrava che l'approccio che avevate voi era più, cioè, diciamo, più garantista per i lavoratori? Ma è un approccio sicuramente che è passato dal Comitato Scientifico Nazionale e quindi all'avallo di chi ha dato un parere rispetto appunto a questo tipo di approccio. Okay. Prego il collega. Tornando al tema delle scuole, fiduciosa, perché si parlava addirittura di una riapertura il 4. Allora noi stiamo lavorando, cioè la prevenzione sta lavorando, la prevenzione ha raccolto segnalazioni, osservazioni e quant'altro da Sonidi, piuttosto che dalla FISO, piuttosto dalla cooperazione sociale, piuttosto che da anche singole associazioni.
Noi abbiamo un piano che è quasi pronto, la settimana prossima lo presenteremo di nuovo ai comuni, a Sonidi, a FISM, Cooperazione Sociale e quant'altro. Speriamo che nel frattempo la parte centrale insomma dia un input anche su questa questione e ci dia un'indicazione. Noi comunque sul piano stiamo lavorando. Professore, Antonella Picciotto. mi è arrivata una domanda da parte dei medici estetici che chiedono, Medici estetici. esatto, da lunedì potrebbero riprendere il lavoro se c'è l'allineamento anche nella loro attività a quelle che sono le indicazioni nazionali. Allora, in questo non sono previste le attività sanitarie, parliamo solo di attività produttive. Ah, ok. E invece mi sono dimenticata, per alcune attività, alcuni settori siamo in attesa delle circolari che dovrebbero arrivare, e sono i settori, l'abbiamo detto anche stamattina, dell'agricoltura, l'agriturismo, l'edilizia, il manifatturiero, il commercio, la logistica, la ristorazione e i servizi alla persona. Entro martedì dovrebbero arrivare a livello nazionale le indicazioni operative per questi settori. Emiliano. Assessore, buongiorno. Io ricordo bene dall'assunto appunto dello studio, erano 200 le aziende, inizialmente 3.000 laboratori, c'era anche il discorso dell'app, però è sempre confusa questo utilizzo di questa app. Io non credo che attualmente sia stata utilizzata nelle varie ricerche, nei vari studi per vedere, no. E quindi rimane sempre questa app vagante. Mi sembra che ieri sera c'è stato un Consiglio dei Ministri che si è comunque espresso sull'app a livello nazionale, che rimane l'unica app per quanto riguarda i contatti e quindi il tracciamento dei contatti. Però questo studio non è stato utilizzato assolutamente. No, mi ricordo che il Presidente ha sempre detto che il Veneto non partecipa con progetti, prendiamo quello nazionale. Sì, ricordo, è che nel documento iniziale, con le slide e tutto, c'era anche l'utilizzo, perché se ne parlava già, esatto, poi non con la collaborazione proprio con la sanità regionale. Però poi non si può concretizzare. Grazie, Assessore. Anna Maria. Assessore, buongiorno. Senta, volevo chiederle se ci sono sviluppi per quanto attiene allo studio sui gatti di Vo che era iniziato a metà mese corrente. L'ultimo progetto Sì. di Pesanti? No, non ci sono perché devono ancora iniziare. Il progetto è stato approvato questa notte in comitato etico e quindi partirà, mi sembra che mi hanno scritto che partono da... domani dovrebbero partire, domani mi hanno comunicato che appunto è stato approvato stanotte dal comitato etico, domani si parte. Grazie. Signore e signori, mi pare che possiamo chiudere qui, grazie e buona giornata. Non toccate i gatti che sono in piazza io. Richido